Un problema di legge, un problema di certezza della pena, è un problema legato al fatto che chi delinque deve andare dietro le sbarre, o meglio, se chi delinque è uno straniero deve essere immediatamente rimpatriato, perché noi non possiamo immaginare che continui a perdurare una situazione che è figlia di un lassismo che permette a queste persone di godere di una sostanziale impunità. Loro sanno che vengono in Italia, possono delinquere e sanno che poi alla fine la fanno franca. Questo serve per garantire più sicurezza ai mestrini ma anche al resto del paese. Ne ha convinto Speranzon come lo stesso primo cittadino. Proprio su questo dovrebbe lavorare il nuovo governo, soprattutto alla luce dei frequenti e recenti episodi di criminalità a Mestre. Ho parlato con il sottosegretario Vandaferro e con il sottosegretario Emanuele Prisco, in settimana mi incontrerò con loro. È evidente che c'è la necessità da un lato di agire sull'ordine pubblico e quindi con il Ministero dell'Interno, dall'altro anche questa mattina mi sono incontrato con il ministro Carlo Nordio su un sistema di norme che renda da un lato più semplice e più veloce il processo e dall'altro su norme che permettano di impedire questo continuo sbarco di migranti nel nostro paese che poi produce gli effetti che viviamo qui a Mestre. Anche la premier Meloni ha potuto toccare con mano la situazione in terraferma, concordando da subito sulla necessità di un intervento. Il problema va eliminato da un lato espellendo chi commette reati e dall'altro impedendo a migranti economici di entrare al di fuori di quelle che sono le normative che possono consentire loro di integrarsi. Quando questi fenomeni non vengono controllati, poi non ci si può lamentare se c'è una repulsione da parte della cittadinanza. Quindi se vogliamo evitare fenomeni di razzismo, di intolleranza, di xenofobia, dobbiamo agire alla radice e quindi evitare che si creino le condizioni perché questo accada.